l'eroe dei Lambalaggi. L'eroe dei Lambalaggi è il duca d'Aosta, Amedeo d'Aosta, viceré d'Etiopia. Nel 1940 mi trovavo ad Addis Abeba, avevo circa 11 anni e frequentavo il ginnasio. L'istituto che frequentavo io distava poca distanza dalla residenza del duca d'Aosta, che si chiamava Piccolo Ghebbi, che era molto bello, circondato da un meraviglioso parco, e a guardia del palazzo si trovavano i Dubà. Erano degli uomini di una particolare etnia, molto alti, che vestivano in modo particolare, avevano attorno alla testa il turbante bianco e a torso nudo avevano invece un pareo bianco che li circondava dalla cinta in giù. Questi colori facevano forte contrasto con la pelle assolutamente d'ebano dei due militari. Il primo anno, prima della guerra, io raggiungevo il ginnasio che distava 8 km da casa mia con scuola bus. Scoppiata la guerra venne a mancare la benzina e quindi dovevamo raggiungere la scuola a piedi. Capitava allora che tornando a piedi incrociassimo il duca d'Aosta che usciva dalla sua residenza in calesse, naturalmente con carrozziere, e qualche volta il duca faceva fermare il calesse e fermava gli studenti e le studentesse, ragazzine, che passavano chiedendo notizie circa la situazione scolastica e anche ciò che chiedeva anche che cosa pensassimo noi di quella situazione nella quale ci trovavamo. Era molto cordiale, molto gentile. La guerra poi, dopo alterne vicende, prese una brutta piega e il duca d'Aosta, per poter difendere la popolazione civile, dovette abbandonare Addis Abeba e ritirarsi sulle montagne per combattere. Addis Abeba è stata dichiarata città libera, ha ritirato tutti gli uomini in armi e la popolazione civile è rimasta senza difese perché non avevamo uomini italiani, non ce n'erano più. Ricordo il tramonto durante il quale il duca d'Aosta con tutti i suoi uomini partì dall'aeroporto di Addis Abeba seguito dagli aerei di tutto l'esercito italiano. Il 6 aprile del 1941 ad Addis Abeba entravano gli inglesi, i conquistatori. Il duca si era ritirato su Lambalaggi e ha difeso strenuamente Lamba Alaggi, tant'è vero che gli stessi inglesi, ammirando l'eroismo di quest'uomo, gli concessero l'onore delle armi. Egli morì in seguito prigioniero degli inglesi in Kenya il 3 marzo del 1942.